Un furto di rame e il boom dei condizionatori accesi per il caldo mandano in tilt Rosolina, rimasta al buio e senza energia elettrica per un blackout durato diverse ore. Il guasto, scattato poco prima di mezzanotte e conclusosi soltanto nella mattinata, quando i tecnici sono riusciti a completare il ripristino definitivo del danno. All'origine del blackout c'è il pesante furto di 800 metri di cavi di rame avvenuto nei giorni scorsi, che aveva già fortemente indebolito la rete locale. Con il picco di temperature registrato in queste ore, il massiccio e simultaneo utilizzo di condizionatori e frigoriferi da parte di privati e attività commerciali ha provocato un sovraccarico di tensione fatale per la centralina, che è andata completamente in tilt. Il blackout prolungato ha causato pesanti danni economici alle attività commerciali, in particolare a gelaterie, bar e ristoranti, che hanno visto deteriorarsi le scorte nei congelatori. Forti disagi anche per i residenti e i turisti, rimasti per ore senza refrigerazione e al caldo torbido della notte.